Mario Menini, intanto complimenti per l'eleganza, insomma, è un modo di presentarsi qui al concerto di Natale, sempre in linea con la sua personalità e il suo personaggio, a rappresentare i liguri nel mondo. Mi piace l'idea del personaggio, perché spesso e volentieri in questi ultimi anni faccio più una parte che me stesso, perché sono da tutte le parti e non so come sono girato. Dici, ma come sono girato? Va bene. Il concetto è quello del primo attore. Comunque, buonasera, e quindi sono molto onorato di essere qui a questa manifestazione organizzata dal CIF. Laura Casanova, che conosco molto bene, che si dà molto da fare, che ha un grande spirito, diciamo, pubblico, un grande senso di grossa responsabilità nei confronti di chi soffre, di chi non sta bene, quindi prodiga un po' la sua attività per assistere ed aiutare queste persone. Non solo a Natale però, perché il CIF, lo ricordavamo prima, dal 1945 e poi... Sì, è molto più vecchio di noi. Noi siamo nati nell'82-83, poi la fondazione vera è stata nell'86 come Associazione dei Liguri nel mondo. Però anche in questo caso parliamo di un'associazione che funziona molto bene. Sì, direi di sì, che adesso stiamo veramente toccando dei livelli che sono incredibili, cioè stiamo ricevendo, addirittura si sta formando e faremo il compleanno cinese. Vi do una notizia, il compleanno cinese verrà fatto con il patrocinio dell'Associazione dei Liguri e con la sezione dei Liguri in Cina a Chiavari, il giorno del compleanno cinese, che se la giocano tra il 21 di gennaio e il 29, alla famosa Villa te lo immagini se vengono tutti i cinesi di Genova, con tutto il rispetto, ma... Sarei di accoglierli. No, ma ci sono degli altri, c'è il responsabile, cioè poi ci sarà il sindaco, che sono dei grossi personaggi. Quindi in Brasile abbiamo formato un'associazione adesso, una alle Gran Canarie, siamo da tutte le parti. I liguri del mondo sono ovunque. No, ci vorrebbe però una specie, sai di quelli nel film che vedi quelli con le ali che si muovono e volano, eccetera. Ecco. Ci puoi riuscire, se ti prepari ci puoi riuscire. Comunque io ringrazio ancora per la vostra assistenza che ci date sempre, quindi ringrazio te, la direzione, Cristina, eccetera, perché siete veramente sempre vicino a noi, ci date una mano e questo è fondamentale, dico proprio è fondamentale. Grazie.